Nello splendido scenario del Verdura Golf Resort di Sciacca si svolge Sicilia in Premier, la manifestazione di Assovini Sicilia per la promozione delle aziende vitivinicole associate. Sono oltre 80 i giornalisti provenienti da ogni parte del mondo accreditati alla manifestazione, che vede 3 momenti fondamentali: il tasting en primeur delle annate non ancora in commercio, la degustazione di oltre 300 vini delle aziende che partecipano a Sicilia in Premier e gli incontri one-to-one tra la stampa e le aziende. Io penso è riassunto nella espressione della diversità nell'unità, questa necessità di dover utilizzare questo nome di grande prestigio consumatore. I vini rossi hanno forse un po' meno colore degli altri anni, io penso che voi l'abbiate notato, apprezzato il bello sviluppo di un vino di grande classe. Semicompagnia del professore Attilio Scienza, la classica domanda a chiusura di Sicilia in Premier e l'opinione sul rating della vendemmia. L'annata è stata abbastanza fresca e quindi ha consentito alle varietà rosse di avere dei profili sensoriali molto eleganti, non tanto colore, ma comunque vini di durata. I vini bianchi invece pH basso, anche qui un buon equilibrio, acidi, alcol, acidi zuccheri e aromi molto spiccati, molto particolari. Penso un'annata abbastanza nella norma come livello di qualità, ma certamente con una possibilità di prolungare la vita di questi vini più forse che negli altri anni. Io penso che la Sicilia incarni, questa Sicilia almeno che sta seduta qui, la Sicilia di Assovini, la Sicilia dei produttori di Assovini, incarna questa filosofia. Noi crediamo nelle nuove idee, ci facciamo entusiasmare, ma soprattutto non ci ancoriamo, non ci fossilizziamo, non abbiamo la paura di fuggire dalle vecchie idee. E chi è venuto a Sicilia in Premier 1, 2, 3, 7 volte e ha degustato i vini a Premier e poi i vini in bottiglia, secondo me ha scoperto questo. Se da un anno all'altro siete riusciti a trovare questi cambiamenti nei nostri vini, nei nostri campioni della Tabasca, quindi proprio campioni naturalmente 2009, vuol dire che il produttore siciliano illuminato non ha paura anno dopo anno di ricredersi e di mettere a frutto magari ciò che ha imparato dagli errori dell'anno prima.